frequenti disordini durante il fine settimana che accadono a San Leone. Ascoltiamo in proposito Pippo Spataro, coordinatore dell'associazione a difesa dei consumatori Cittadinanza Attiva. Siamo dovuti intervenire per quello che succede a San Leone ogni fine settimana. Infatti ogni fine settimana questa località amena, questa località turistica si trasforma in un grande ring, si trasforma in chilometri e chilometri di materiale taroccato esposto sui marciapiedi. E ci sono anche molti spacciatori che spacciano la loro roba, come si suol dire, e c'è gente che praticamente non sta tranquilla a scendere a San Leone, quindi chi scende a San Leone scende con la paura o altrimenti non ci si scende proprio. Non vogliamo che questa località sia allontanata non solo dai turisti ma anche dagli agrigentini per quello che succede ogni fine settimana, non è possibile, quindi indichiamo al sindaco di Agrigento innanzitutto di mettere la cosiddetta ZTL, che limita sicuramente l'andata a San Leone più che l'andata a San Leone. Questo determina tra l'altro un contingentamento delle persone e di far respirare aria pura a chi passeggia e quindi determina anche una più tranquillità per le famiglie e per i loro bambini. San Leone è una località che va goduta a piedi e in bicicletta. Vi siete rivolti anche al prefetto? Sì, ci siamo rivolti anche al prefetto per dire di aumentare le forze dell'ordine su San Leone e quindi anche di far mettere qualcuno delle forze dell'ordine in Borghese e di installare parecchie telecamere. Per esempio le telecamere sull'ex eliporto vanno sicuramente messe perché lì si svolge e si fa di tutto e di più.